Alla prima curva del cavallone di questa finale c'è Santa Maria Nuova in testa. Santa Maria Nuova al termine del primo giro, davanti a San Secondo, Torretta, San Silvestro, San Lazzaro, Tanaro, Castellalfero, San Damiano, Moncalvo. Queste le posizioni. Seconda tornata, secondo giro, controlla la situazione in testa Santa Maria Nuova. Sempre San Secondo in seconda posizione, Torretta in terza. Ultima tornata con l'attacco di San Secondo a Santa Maria Nuova. Vediamo l'evolversi della situazione. Sembra in grado di contenere e di controllare la corsa Santa Maria Nuova, che è sempre in testa alla corsa. Ecco Santa Maria Nuova con Massimo Coghe, l'attacco di San Secondo, c'è un arrivo quasi volata. Santa Maria Nuova Santa Maria Nuova vince il Palio edizione 2009, la rincorsa sulla pista dei borghigiani del rione di Santa Maria Nuova davanti a San Secondo. Tanto vediamo Santa Maria Nuova va a conquistare questo Palio, che è il quinto, chiedo scusa, alla ripresa nel 72, poi nel 2000, nel 2005 e nel 2006. È il quinto Palio di Santa Maria Nuova. Adesso le immagini della festa per di Santa Maria Nuova. Nuovo rettore da qualche anno, Barbara Concone, che ha sostituito Franco Chierici, uno dei personaggi storici del Borgo